Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana di O.P. Vogliamo cominciare questa nuova puntata di Cronache Trevigiane così, in mezzo alla gente di Pederobba che sta sfilando per andare ad inaugurare la 36esima mostra dei marroni del Monfenera. Siamo con il sindaco di Pederobba. Allora, è questo quello che conta, stare in mezzo alla gente e perpetuare quella che è una festa straordinaria? Sì, sicuramente, come dicevi tu, stare in mezzo alla gente, ma ancora più importante è che ci siano le scuole, tutti i bambini che fanno propria questa grande manifestazione e questa grande festa. Allora, un programma davvero importante alla base del quale è il marrone di Monfenera, un'annata con alti e bassi, ma il prodotto continua a essere di grande qualità. Sì, sicuramente il grande attore è il marrone del Monfenera, che come dicevi tu ha avuto dei problemi per quanto riguarda il discorso di questa famosa mosca che ormai ha preso un po' anche nei nostri territori. Ma i nostri produttori stanno facendo di tutto per sconfiggere questa problematica malattia, e credo che comunque siamo arrivati anche quest'anno a avere un prodotto molto buono e soprattutto molto bello e sano. Ecco, una festa che dura fino al 31 ottobre, tra l'altro tra poco andremo a scoprire come si cucinano i marroni, con i consigli anche per chi a casa vuole ovviamente cucinarseli, ma un programma anche tutto da vivere proprio fino al 31 ottobre. Sì, un grande programma per far capire che questa non è una sagra, ma è una vera manifestazione, con attività culturali, con varie iniziative, soprattutto per i giovani, ma per tutti quanti. Credo che è importante che ci veniate a visitare, specialmente quest'anno. E soprattutto un allarme: le castagne, i marroni in questo caso, non si possono andare a raccogliere nei boschi perché sono proprietà di chi li produce per ottenere un reddito. Assolutamente vietato. Noi vi invitiamo qua da noi a prenderle, è assolutamente vietato andare a raccogliere, specialmente nel periodo del mese di ottobre. Allora grazie Sindaco. Grazie a voi e un augurio a tutti e venite a trovarci in questa grande manifestazione. Allora, io vi avverto che nella seconda parte di Cronache andremo ad inaugurare anche una nuova enoteca regionale, ne parleremo dopo. Ci vediamo a questo servizio a tra poco ancora con il marrone del Monfenera. Ho assaggiato qua e là, sono molto buoni, molto gustosi, molto particolari. L'asiago, il mezzano, il piave, sono tutti di buona qualità e gustosi. Grande successo per l'edizione di Casius Veneti 2010, il concorso regionale di formaggi organizzato dalla Regione Veneto. Particolarmente gustoso e ricco il programma di quest'anno, che si è articolato tra conferenze, spettacoli, laboratori, ospiti prestigiosi e degustazioni. L'assessore regionale al turismo Marino Finozzi ci parla dell'importanza dei formaggi veneti nella promozione del comparto turistico. Va benissimo il formaggio al turismo, lo diceva anche il Presidente Luca Zaia, l'abbinamento turismo e prodotti locali è un abbinamento straordinario. Giustamente se il turista non trova una buona cucina, non trova un servizio di ristorazione adatto, non torna a visitare i nostri luoghi. Credo che questo sia un abbinamento che potremmo portare anche fuori dalle piazze tradizionali. Abbiamo tanti luoghi, tanti prodotti che ancora non sono conosciuti e anche attraverso queste manifestazioni riusciamo a portarli di fronte a un teatro straordinario qual è Villa Farsetti e farsi conoscere. Una grande vetrina per i formaggi veneti, la parola ai produttori. Manifestazione molto importante questa per noi, anche per farci conoscere dalla gente. Però senza queste mostre, senza questa manifestazione, noi non riusciremo a far valere quello che è il nostro prodotto. È un modo per far capire soprattutto ai nostri consumatori cosa significa formaggio a denominazione di origine protetta, cosa significa avere un formaggio di qualità. Vero motore della manifestazione è Aprolav, l'associazione produttori latte del Veneto,
Sentiamo il direttore Bruno Bernardi e il presidente Terenzio Borga, due dei principali artefici del Caseus Veneti 2010. Questa è la 6ª edizione, grande successo, ogni anno miglioriamo e ogni anno migliorano i nostri collaboratori. Innanzitutto desidero rivolgere un grazie alla Regione Veneto e a tutti i collaboratori che hanno collaborato con questa iniziativa per dare risalto alle produzioni casearie tipiche del Veneto. I numeri parlano da soli, 333 formaggi, 90 caseifici presenti, 34 categorie ben rappresentate con delle mozioni di merito anche per altri formaggi presentati. Io penso sia, sotto il punto di vista qualitativo, quella più importante. E rientriamo nel nostro studio ideale ancora a Pederoba per questa mostra, 36esima edizione del Monfenera, ovvero dei marroni del Monfenera, che durerà, come detto, fino al 31 ottobre. Noi volevamo scoprire i segreti di come si cucinano i marroni, le castagne in generale, e siamo venuti qui all'arrostidore e abbiamo trovato l'onorevole Giampaolo Dozzo. Allora, onorevole, diciamo per la verità, ci siamo visti prima davanti qui, abbiamo detto si fermi un attimo perché lei stava dicendo a loro qui c'è qualcosa di nuovo. Sì, hanno messo su una seconda rostidora, quest'anno una nuova rostidora perché le esigenze... Ma perché lei sa quante rostidore ci sono in tutto il Veneto? Bah, io so queste di Pederoba, dato che ormai da 15 anni vengo ogni anno a questa mostra di marroni, quindi li ho visti nascere e crescere e ho visto queste nuove tecnologie affermarsi. Olivo, giusto? Sì. Da 36 anni qui a questa rostidora... sull'insaccamento, sui vari lavori. Comunque è sempre operativo, anche perché mi dicono che ha un bellissimo stipendio della mostra, no? Le danno... Come no? Ovvero zero. Sì. Sono tutti volontari. Volontari. E perché un volontario da 36 anni è qui a questa festa? Perché abbiamo piacere che il prodotto venga, come si dice... conosciuto in giro e anche per aiutare gli amici e perché Pederoba prenda un po' il nome, insomma. Certamente, infatti è la solidarietà poi la prima leva, no? Che vi fa alzare la mattina presto. Tutti amici. E l'amicizia. Come si cucinano le castagne? Qual è il segreto? I marroni in questo caso. Bisogna dare il colpo di fuoco, no? Subito, appena si mette dentro, colpo di fuoco, che la buccia si rompa. Quindi la fiammata, quindi anche a casa anche con le piccole... Sì, la fiammata, dopo si cuoce a lento. Le piccole pentole a casa con i buchi, tenere il fuoco alto all'inizio. All'inizio e dopo si rallenta in modo che si cuoce tutta la castagna, se no si scotta fuori e dopo non può più... Il marrone del Monfenera perché è il più buono del mondo? Ma non lo so, penso sia la terra. È proprio caratteristico di Pederoba perché si sposta di qualche chilometro non è più uguale, cambia anche fino a Cavaso, poi più in là sulla pedemontana non sono uguali, non vengono neanche i marroni, vengono altri tipi di castagne ma non hanno il profumo, il gusto di marroni, insomma. E allora diciamo a chi ci segue che hanno la possibilità di venire a Pederoba fino al 31 ottobre per degustarli insieme a Olivio, se non sbaglio è Valerio lì dietro, grazie anche all'onorevole Dozzo. Noi ci fermiamo qui e tra poco vi spieghiamo perché questa manifestazione è grande, perché dietro, ve lo diciamo subito, c'è una grande pro loco. A tra poco.